grande serata di futsal al Palapansini di Giovinazzo, il Pescara di Amparo e il Bitonto di Marzuoli, due squadre autrici di sfide accese ed equilibrate e già protagoniste di questo campionato, si affrontano in un palazzetto gremito. L'ultima volta è stata a maggio, semifinale playoff, che ha lanciato le leonesse verso la vittoria del loro secondo titolo. Oggi invece per dare un primo scossone alla classifica. Benvenuti al Palapansini di Giovinazzo, gara numero 6 di questo campionato Serie A femminile Fables. Come annunciato, Bitonto e Pescara contro per quella che sta diventando una classicissima di questo campionato. Due grandi scontri al vertice, perché oltre a questa gara da mezz'ora è cominciata kick-off tiki-taka, altra gara tra due squadre che sono tra le prime quattro, ma andiamo a leggere subito le giocatrici a disposizione dei due tecnici e partiamo proprio dal Pescara con il tecnico Maria Amparo, che avrà a disposizione Sciascio, Coppari, Dincecco, Roso, Di Sauro, Belli, Di Scaro, Vanelli, Mascia, Valendino, Tati e Rafa Pato. Dall'altra parte invece Bitonto con Iosi, che torna tra i pali dopo la squalifica. Parliamo ovviamente della presenza qui al Palapansini. Poi Tampa, Nicoletti, Diana Santos, Renatigna, Lusileia, Pezzolla, Coda, Grieco, Di Vincenzo, Mansueto, Pernazza, allenatore e Marzuoli. Gli arbitri: numero 1 Francesco Cocco della sezione di Parma, il 2 Raffaele Buonocore della sezione di Castellammare di Stabia e infine Amedeo La Calamita di Bari, il cronometrista. Sfida importante, dicevamo, terzo e quarto posto occupano momentaneamente le due squadre, entrambe a 10 punti. Bitonto invece che ha una gara in meno, ha riposato nella seconda giornata. Sfida tra calcettiste che bene o male si conoscono, spesso hanno anche giocato insieme, gara dall'alto tasso tecnico e qualitativo, quella che andremo a raccontare a breve, sempre sulle pagine, sul profilo YouTube ufficiale della federazione. Come detto, Bitonto che ritrova in casa Iosi. L'ultima gara, quella disputata con la Lazio, ha visto protagonista una giovanissima Stefania Coda, protagonista in positivo della partita. Nessun problema di formazione invece per il Pescara, che parte con questo quintetto. Tra i pali c'è Maria Mascia, poi col 44 Tati, Belli, Gabi Vanelli e Rafa Pato. Queste le 5 scelte da Maria Amparo, che oggi sfida il suo vecchio allenatore al Montesilvano, Marzuoli, ma racconteremo qualcosa in più nel corso della partita. Bitonto invece che parte con Iosi tra i pali, Diana Santos, poi Tampa, Renatigna e Lusileia, ancora protagonista della gara vinta agilmente dalle leonesse 9-1 a Verona. Sta per cominciare la gara, primo pallone che verrà toccato dal Bitonto, una cornice di pubblico importante qui al Palapansini, come spesso la comunità bitontina ci ha abituato. Tra l'altro ci sono due succose novità che riguardano proprio Bitonto, il Bitonto e il territorio. Due novità internazionali, ma anche queste le racconteremo nel corso della partita. Si parte in questo momento con il Bitonto che tocca il suo primo pallone. Renatigna va da Diana Santos, Lusileia di spalle, c'è Tati che la tiene lì stretta e allora Tampa. Renatigna sul lato di destra, cambia lato, va da Tampa, spazio, calcia Tampa, prima occasione per il Bitonto registrata dopo neanche 20 secondi e Tampa lasciata libera di calciare, che col destro va leggermente fuori. E riparte il Pescara con
Vanelli, poi Tati, palla per Rafa Pato, la tiene Diana Santos, si accende subito questa sfida nella sfida tra Rafa Pato e Diana Santos, la italo-brasiliana, elemento imprescindibile della nazionale. Gabi Vanelli va da Tati, la brasiliana si gira, cerca di scartare Tampa, poi il filtrante che però termina out. C'è il tocco però di una giocatrice del Bitonto, sarà calcio d'angolo per il Pescara. Parte Tati, palla a mezza altezza che arriva sul sinistro di Gabi Vanelli, arriva scordinata al momento di calciare la numero 12, ex kickoff, uno dei pochi volti nuovi rispetto alla scorsa stagione di quel che era il Montesilvano. Lucileia, lo scarico per Diana Santos, calcia, palla smorzata, arriva comoda da Marica Mascia, pugliese, ce ne sono 3 nel roster pescarese di giocatrici made in Puglia. Una è appunto Marica Mascia, francavillese, Francavilla Fontana. Rafa Pato cerca di bloccare questo pallone, ma c'è Diana Santos, palla subito dall'altra parte, Tati di testa, anticipa Lucileia, rimessa per il Bitonto che si sposta nella metà campo del Pescara. Lucileia calcia quasi d'interno, palla ancora out, rimessa Bitonto. Tampa affronta Tati, cerca di scartarla, poi va da Renatinha. Tampa, Diana Santos, Renatinha prova la giocata, Lucileia lo scambio corto, Tampa perde l'attimo, recupera il pallone Pato che corre sul lato di sinistra, ancora Rafa Pato, dall'altra parte c'è Vanelli, Gabi Vanelli, 1-0 per il Pescara con questa transizione fenomenale di corsa Rafa Pato. L'assist al bacio per Gabi Vanelli che trova il gol del vantaggio, 1-0 dopo 2 minuti e 5 secondi dall'avvio della partita. Subito Pescara. Diana Santos, Renatinha, la reazione delle ragazze di Mister Marzoli. Tampa va centrale, Tati anticipa Lucileia, Gabi Vanelli, Federica Belli, poi Natalia Roso prova a raccogliere questo pallone, Roso lanciato da Vanelli, la palla terminata fuori, rimessa a Bitonto. Lucileia, Dincecco fa buona guardia, palla dietro per Marica Mascia, palla lunga che va sul piede di Tampa. Palla out, rimessa a Pescara. Dincecco, Natalia Roso, 3 su di lei, alla fine Tampa le scava via il pallone, si rifugia in Iosi. Diana Santos, la triangolazione non si chiude. Palla troppo profonda per Tampa, rimessa per il Pescara. Subito emozione nel palapansini di Giovinazzo, Belli calcia, palla sulla tibia di Tampa. Tati le ruba il pallone, Dincecco, palla lunga verso Natalia Roso, troppo lunga per la numero 7.
Tampa, Diana Santos, Renatinha anticipata ancora da Natalia Roso, Renatinha, Diana Santos si gira, calcia di sinistro, la palla deviata forse da Dincecco e infatti sarà corner per il Bitonto. In un secondo momento l'arbitro corregge la propria decisione, concede il corner alle ragazze di Marzoli. Renatinha, Lucileia, Tampa prova a tenerla lontana dall'area. Tati, applicazione difensiva funzionale e deve ricostruire da Diana Santos il Bitonto. Lucileia prova a scartare Tati, attentissima centrale brasiliana. Roso, Sciascio e poi Iosi che recupera il pallone all'interno dell'area, palla per Tampa, di testa non ci arriva. Tampa ha protestato Tati per il tocco con le mani di Iosi, giudicato dalla numero 44 al di fuori dell'area di rigore. Coppari, Sciascio, poi Tampa dietro da Iosi, Mansueto, Renatinha, Diana Santos, la botta di Diana Santos, 1-1, il solito destro al fulmicotone di Diana Santos. Il numero 7, Diana Santos! La bomba di Diana Santos riporta tutto in parità, 1-1 il punteggio. Diana Santos che ha calciato di destro, ha trovato un buco e ha pareggiato la partita. Greco supera Sciascio, intanto la gara si accende. Diana Santos che tra l'altro è stata grande protagonista nell'ultima gara giocata qui che riguarda queste due squadre, il 7-1 di gara 2. Intanto seguiamo Renatinha che va a calciare, si oppone Mascia, poi Mansueto non riesce a correggere, palla fuori, applausi del Palapansini e gara che sta salendo di intensità. Vanelli, dicevamo Diana Santos, doppietta per lei nel 7-1 con cui il Bitonto eliminò il Montesilvano di Dudu Morgado. Pescara che si è riportata dall'altra parte. Coppari, palla in mezzo, Rafa Pato, fondamentale intervento di Greco che tocca via il pallone dal piede di Rafa Pato, si stava girando. La numero 99 Dincecco, Rafa Pato prova a scartare Greco, Nicoletti tocca il pallone, Iosi, Renatinha, Nicoletta Mansueto, poi Greco, Renatinha, prova l'1 contro 1, va da Greco, intervento di Gabi Vanelli, attenta, non c'è il fallo di Greco,
Scambio di sorrisi tra Grieco e Maria Amparo, la spagnola ex Montesilvano, arrivata quest'anno, ritornata quest'anno, meglio ecco dire così, visto che l'andalusa è stata protagonista da giocatrice con la maglia delle abruzzesi. Nicoletti, palla profonda per Mansueto, la tiene D'Incecco, poi il pallone è uscito, l'arbitro decide a favore del Pescara. Gabi Vanelli, Rafa Pato, deve girarsi, Nicoletti la tiene, poi un po' di confusione, Gabi Vanelli, Tati prova a calciare, perde quel momento per andare a calciare senza ostacoli, si è sistemata il pallone, palla deviata, corner per il Pescara. Gabi Vanelli, Tati si gira, ancora Tati calcia addosso a Mansueto, rimessa laterale per le ragazze di Amparo. Palla dentro, Coppari si incarta, Tati cerca Gabi Vanelli, ancora Gabi Vanelli, palla che viene recuperata da Greco, ma è sola in mezzo a 4, recupera il pallone del Pescara che può ripartire 3 contro 2, occhio a sinistra, Vanelli, palla intercettata da Nicoletti, poi Renatigna, Tati riconquista lei il pallone quasi sulla linea di centrocampo, calcia con il destro, palla deviata da Nicoletti, non c'è un attimo di tregua, palla che viene rigiocata dal corner da Tati, poi Rafa Pato, Federica Belli, ancora Tati, palla verso Rafa Pato, troppo forte il suggerimento di Tati De Biase verso Rafa Pato. Mansueto, poi Tampa, palla deliziosa per Grieco che non è riuscito ad arpionarla. Rafa Pato, il movimento di Natalia Roso che riceve il pallone, Nicoletti si porta la palla fianco alla linea, la tiene in campo, Lucileia, una bella giocata di Nicoletti, palla verso Lucileia, di testa Roso, ancora la brasiliana, Tati, buono l'1-2, Roso, comoda, parata a terra per Iosi. Sono quasi passati i primi 10 minuti di questa partita che vede il punteggio fermo sull'1-1 dopo intervento, occhio qui a Rafa Pato che butta giù Lucileia, calcio di punizione in favore del Bitonto. Pronta Tampa, vicino a lei c'è anche Diana Santos, sarà lei a calciare, va in mezzo a Lucileia, fondamentale la presenza di Federica Belli a 1 metro dalla porta. Diana Santos, dietro il pallone, Iosi, lungo verso Lucileia, non so se ha sfiorato o meno Lucileia, Mascia con lo stinco allontana, poi Grieco al volo. Tre pericoli scampati dal Pescara in questo minuto. Mascia va verso Rafa Pato, la tiene Diana Santos,
Tati, Belli, calcia, palla contratta da Greco, corner per il Pescara. Palla in mezzo, Rafa Pato, Iosi! E Rafa Pato per il 2-1 Pescara! Sfrutta il rimpallo Rafa Pato, trova il nuovo vantaggio per gli abruzzesi. Di scaltrezza questo 2-1. Ci ha creduto Rafa Pato, ha sfruttato anche la smanacciata di Iosi per depositare da mezzo metro, forse anche meno, il pallone in porta. Pescara avanti, torna avanti la squadra di Amparo. Pernazza per il Bitonto, palla dietro, Tampa, poi Roso, palla in verticale per Rafa Pato, l'uscita di Iosi fondamentale, 2 contro 2, Lucileia blocca il pallone, c'è Diana Santos, calcia Lucileia, parata plastica di Mascia, si riscalda il Palapansini, il pubblico e anche Lucileia in qualità di capitano che protestano per un intervento prima a centrocampo sulla verticalizzazione poi del Pescara che ha permesso Rafa Pato di andare dritta verso la porta. L'uscita poi di Iosi ha scongiurato il pericolo. Errore qui di Tati nella gestione del pallone e allora Bitonto che riparte con Pernazza. Tampa, la pressione di Belli, Tampa però prova ad andare via, Belli in un primo momento recupera il pallone, Lucileia, Pernazza, Diana Santos, ancora Lucileia, pressata da Tati, Diana Santos, Iosi, non si intendono le due, Tampa prova a metterci una pezza, costretta a mettere il pallone out, rimessa laterale per il Pescara. Palla dentro verso Roso, la palla è terminata out, rimessa laterale per il Bitonto. Tampa, Pernazza, Tampa, tocco con una mano di Belli ma non influente secondo il direttore di gara che era davvero a un passo. Signor Buonocore di Castellammare di Stabia, deviazione di Belli, rimessa laterale per il Bitonto, Iosi avanza fino alla linea di centrocampo, poi cerca Lucileia, mette giù il pallone col petto, scarica per Tampa, il bolide intercetta Mascia sul primo palo. Corner Bitonto, intelligente l'appoggio di Lucileia, potente il destro di Tampa. Bitonto che poi perde il pallone. Pescara che può ripartire ma tiene alta la linea di pressione la squadra di Marzoli, in cecco Roso prova a uscire dalla metà campo il Pescara, recupera Tampa, poi Pernazza, Iosi cerca centralmente e trova Lucileia, lo scarico per Tampa che ci arriva in un secondo momento, poi Pernazza, ancora Tampa, sfugge a Belli, poi la deviazione di Mascia che alza il pallone sulla traversa perché il pallone senza la deviazione si sarebbe infilato sotto il 7. Corner
per il Bitonto. Destro caldo per Tampa. Diana Santos, dentro il pallone per Nazza, tocca Lusilei, un altro rimpallo, Roso libera, ancora Bitonto che ora attacca l'arma bianca, palla verso Pernazza, ha spazio, calcio per Nazza, Mascia in due tempi, non ci arriva Roso che mette il pallone fuori. Diana Santos, palla dentro per Nazza, la butta giù Tatic, il fallo, calcio di punizione Bitonto. Gara molto fisica oltre che tecnica. 8:12 alla fine della prima frazione, 2-1 Pescara che conduce con il gol di Rafa Pato che ha permesso agli abruzzesi di rimettere la testa avanti. Diana Santos ha affidato a lei questo calcio di punizione, vediamo quale soluzione adotterà. L'appoggio di Renatigna, Diana Santos, palla che subisce un paio di deviazioni, termina out, sarà corner Bitonto. Renatigna cerca spazio, va da Diana Santos, Mansueto, intervento di Ludovica Coppari, l'ultimo tocco è di Coppari, la rimessa laterale e per il Pescara, ma prima c'è il time out, squadre che vanno a colloquio dai loro allenatori, da una parte Amparo, dall'altra Marzuoli. Lo dicevamo all'inizio, i due sono stati insieme nel biennio in cui Marzuoli ha allenato al Montesilvano, dal 2017 al 2019 sono stati uno l'allenatore dell'altra, insieme hanno vinto 2 titoli, la Coppa Italia della stagione 2017-18 e poi la Supercoppa la stagione successiva. Amparo che è arrivata quest'anno a sedere sulla panchina della Pescara dopo il regno di Dudu Morgado, che è stato anche un suo allenatore. Infatti Amparo ha lasciato il Montesilvano nel 2022. Questa è la sua seconda esperienza in panchina, l'anno scorso un anno di gavetta in B col centro storico Montesilvano. Per Maria Amparo. Ma torniamo in campo, torniamo sul parquet, ci sta regalando molte emozioni questa sera qui al Pala Pansini. Diana Santos, Renatigna, Iosi si distende, Iosi va al centro, occhio però alla porta sguarnita, ha calciato Belli, ha trovato il corpo di Diana Santos, buono 1-2, Renatigna col petto, Belli per l'intercetta. L'arbitro assegna il fallo al Pescara, forse per un tocco col braccio di Renatigna che non protesta, nel momento in cui l'italo-brasiliana si è aggiustata il pallone, prova Coppari, il diagonale, termina fuori. Diana Santos, Mansueto, Tampa, Diana Santos, Tampa, scivolata di Coppari,
Poi Renatigna, 1 contro 1, l'apertura di Renatigna che sbaglia questo passaggio in ampiezza. Intanto si scaldano gli animi tra Dincecco e Diana Santos. Subito sedato questo scontro. Dincecco, Coppari, Tati, Renatigna tira via il pallone, poi Tampa, calcia, deviazione di Tati, palla battuta subito da Tampa verso Renatigna, Diana Santos, poi Tampa, Renatigna, pallone che le sfugge, Tampa, Mansueto, ancora Tampa con il collo, cerca il collo del piede, cerca Renatigna, poi palla recuperata dal Pescara, ha provato il lancio Coppari, la Ternana ha cercato una compagna lì a destra, non c'era nessuno e riparte allora il Bitonto con Grieco, Renatigna, ancora Grieco, Renatigna, Diana Santos, carica il destro, Gabi Vannelli si immola, Diana Santos prova a servire Grieco, ci riesce, Renatigna, Diana Santos allontana Coppari, Iosi dice con calma, ripartiamo da qui e allora Grieco a sinistra, Diana Santos, Renatigna, Mansueto prova a sbucare alle spalle di Rafapato, calcio d'angolo Bitonto, anche in questo caso l'arbitro, il numero 2, il signor Buonocore di Castellammare, ravvede la propria decisione. Corner Bitonto, Rafapato ruba il pallone a Diana Santos, cerca il passaggio filtrante per Vanelli, non si fa sorprendere Grieco che anticipa Gabi Vanelli, palla fuori, corner Pescara, 5:27 ancora da giocare, Pescara sempre avanti, gara intensa, Tati, palla per Rafapato, ancora Tati, Mansueto, poi Diana Santos, calcia lei dalla distanza, la partita Greco a sinistra. In questo caso non è riuscita con la coda dell'occhio a vedere la partenza e il movimento della ex Lazio. Diana Santos aveva visto probabilmente Mascia un po' distante dai pali, ha cercato questa soluzione a sorpresa. Rafapato di corsa, Iosi anticipa tanto quanto basta per mettere fuori gioco Rafapato. Tati lascia Vanelli, palla addosso a Rafapato, Diana Santos con Renatigna, provano a ripartire le ragazze di Marzoli, ancora Renatigna, calcia col mancino, la risposta di Mascia che scende bene sul fianco, va a togliere questo pallone Mascia che ora recupera la palla, prova a mandare in porta Natalia Roso, scelta come portiere Mascia, che l'anno scorso è scesa di categoria l'unica volta nella sua carriera, il CMB con la quale squadra è salita. Intanto occhio a Mascia che non riesce a tenere questo pallone, pubblico che prova a spingere il Bitonto sotto di una rete. Intanto Amparo il suo vice a colloquio con Cocco di Parma, il
l'arbitro numero 1. Si torna a giocare, Renatigna, Rafa Pato, si allunga il pallone Iosi. Duello anche abbastanza forte tra Renatigna e Rafa Pato. Tati di testa a Sciascio, entrata da qualche secondo sul terreno di gioco l'italo-albanese, palla out, Iosi con le mani, lungo, palla toccata da Roso che concede il corner al Bitonto, Grieco dietro, Renatigna, c'è spazio per Mansueto che va di prima ma cicca il pallone, palla out, con le mani Mascia, lungo, cerca Sciascio. Renatigna si lamenta col direttore di gara, qualche sbracciata di troppo. Lusileia va giù, rimessa laterale per il Pescara, ancora proteste da parte delle bitontine. Le indicazioni di Amparo a Sciascio e Vanelli. Tati scava il pallone, poi Lusileia in anticipo su Sciascio, rimessa laterale per il Pescara che avanza di qualche metro. Tati, Sciascio, Roso ha spazio per calciare, ci riesce, la palla non è andata neanche troppo distante dallo specchio della porta difesa da Iosi. E Bitonto che torna in possesso, Renatigna sbaglia Grieco, Sciascio calcia lei, Grieco, poi Tati, Grieco vince il contrasto, ancora Grieco, c'è Lusileia vicino, Grieco si gira, cerca Renatigna ma sbaglia il passaggio corto, Roso anticipa, poi Sciascio si guarda intorno, va giù Lusileia, l'intervento è regolare, Renatigna 3 contro 2, c'è Lusileia a sinistra, Renatigna per Grieco, palla calciata dentro, Vanelli la recupera, ancora un time out chiamato questa volta da Marzuoli a 3 minuti dalla fine della frazione. 2-1 Pescara, gara che continua a viaggiare su ritmi elettrici. E ora Marzuoli va a dare indicazioni alle sue ragazze. Marzuoli che pare molto deciso nelle indicazioni che sta dando alle sue ragazze, forse c'è qualche aspetto che non gli sta piacendo di questa gara, una gara che sostanzialmente possiamo definire abbastanza equilibrata. Torna in campo il Bitonto. E ora anche le ragazze di Amparo. Rimessa laterale per il Bitonto, allora con Grieco che è pronta a dare il là, una nuova azione offensiva del Bitonto, calcia Lusileia addosso a Gabi Vanelli, poi Sciascio con la pianta del piede si porta il pallone sull'esterno, calcia Iosi, cattura il pallone,
Renatigna, pressione di Tati, Renatigna sfugge alla numero 44, poi si libera del pallone, va da Nicoletti che ha cercato di lanciare Lusileia, palla troppo lunga, Gabi Vanelli, Sciascio, Belli con il tacco, prova a mettere in movimento qualcuno ma non c'erano compagni, anzi era Belli da far partire. Poi il rilancio, Belli, Sciascio, palla fuori, rimessa laterale per il Bitonto. Pronta a rientrare anche Rafa Pato, autrice del gol del 2-1. Iosi, Lusileia, Belli, c'è Dincecco a destra, Belli la vede, calcio Dincecco, disturba Grieco, palla sparata alta, rimessa dal fondo, ancora 2 minuti di gioco per il Bitonto che vuole a tutti i costi chiudere la frazione perlomeno con il risultato di parità. Tampa, Renatigna sfugge a Tati, ancora Renatigna dietro il pallone, Tampa va da Nicoletti, Lusileia anticipata ancora da Gabi Vanelli, Vanelli lancia Belli, troppo lungo il pallone, Iosi, Nicoletti, Tampa, Lusileia, prova a smarcarsi, Vanelli c'è, smorza il pallone, poi Mascia, Tati, Rafa Pato, prova a superare Nicoletti, l'uscita di Iosi che poi va a lungo, va lunga direttamente da Mascia. Tampa, Lusileia, Roso l'anticipa, ancora Lusileia, palla imprecisa su Renatigna, rimessa laterale Pescara, Dincecco, Roso dietro per Tati, la finta d'esperienza di Nicoletti su Rafa Pato e Bitonto che recupera il possesso. Tampa, Renatigna, Iosi, Lusileia accorcia per prendersi il pallone, Nicoletti di prima, Renatigna, ancora Renatigna, non abbocca la finta Dincecco, Pescara che riconquista il pallone, Tati, duello con Nicoletti, Tati allontana, trova Rafa Pato, c'è spazio per Dincecco, Dincecco prova a restituire il pallone a Rafa Pato, Tati, calcia Tati, Iosi, sono solo 6 secondi da giocare, 4, è quasi finito il primo tempo, palla lunga, Mascia lascia suonare la sirena, 2-1 Pescara in questo bel primo tempo tra Bitonto e Pescara. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di questo bellissimo match.
Tutto pronto per il secondo tempo, il risultato è Bitonto 1, Pescara 2. E allora torniamo in campo per il secondo tempo di Bitonto Pescara 2-1 in favore delle abruzzesi che conducono il match, una gara vincente, quella che vi abbiamo raccontato in questi primi 20 minuti. Ora ce ne sono altrettanti e si riparte con il Pescara che toccherà il primo pallone della ripresa. Quintetto che vede Mascia, una delle protagoniste del primo tempo tra i pali, poi Tati, Vanelli, Belli e Rafa Pato da una parte, dall'altra Iosi con Diana Santos, Lucileia, Tampa e Renatigna. Vanelli, Tati, tocca il pallone Lucileia, Gabi Vanelli, l'ex kick-off va da Mascia che lancia a lungo col piattone Renatigna, Rafa Pato, ancora Pescara, Lucileia, poi Diana Santos combatte sul pallone assieme a Belli, Renatigna, la palla rimbalza, ultimo tocco di Federica Belli. Altra grande protagonista con la maglia del kick-off, 7 stagioni per lei in Lombardia, per la siciliana che ora ritorna avanti dopo questa azione offensiva sfumata per il Bitonto. Vanelli, Rafa Pato, provato tocco di prima direttamente da Iosi, Tampa, Renatigna, Diana Santos, Lucileia, Tampa, 1-2 con Renatigna, si incarta sul più bello Tampa, dall'altra parte Belli calcia, palla che termina abbondantemente fuori, disturbata anche al momento del tiro Federica Belli, dal 2019 in maglia Pescara / Montesilvano. Tampa, Diana Santos, Renatigna, Tampa, Diana Santos, Vanelli le ruba il pallone, Diana Santos prova a recuperarlo, c'è scontro con Vanelli, chiede il fallo Diana Santos, l'arbitro concede solo la rimessa laterale, ha fatto notare Diana Santos la strattonata sulla maglietta. Iosi, intanto Diana Santos in verticale, Lucileia dall'altra parte, Renatigna, fulmineo, questo contropiede del Bitonto che trova un Pescara distratto e lo punisce sull'asse. Iosi, Lucileia, Renatigna. Ha segnato il numero 9, Roma davanti, Renatigna. Torna in parità la partita, Renatigna per il 2-2. Tampa, Tati, Diana Santos, ora cresce anche il morale
per il Bitonto, che nel primo tempo ha cercato di riportarsi in parità, ma è stato molto bravo il Pescara a proteggere la propria porta. Ora col 2-2 cambia anche lo spirito delle ragazze di Marzoli. Tampa, Roso sul pallone, Belli prova ad arrivarci sul diagonale di Roso, troppo profondo il passaggio della brasiliana. Vanelli, Diana Santos, Rafa Pato, Renatigna. 2-2 tra Bitonto e Pescara. Occhio a Belli, affronta Diana Santos, l'ultimo tocco di Belli sull'intervento di Renatigna, che strappa anche gli applausi del pubblico del Palalosito, del Palapansini. Renatigna, poi Tampa, lungolinea, palla toccata da Vanelli, Natalia Roso calcia, Iosi in due tempi va a prendersi il pallone con le mani, il passaggio lungo, Lucileia in testa Vanelli, uscita, impresa alta di Mascia, Tati, Dincecco, Vanelli, Roso, il raddoppio, Vanelli, poi Dincecco, provato la giocata, a girarsi, l'unica soluzione possibile per la numero 5, palla fuori. Renatigna, Diana Santos, Mansueto, ancora Diana Santos, Tampa, Renatigna, 1 contro 1 su Tati, la palla verso Diana Santos, Renatigna, Tampa calcia, ancora il destro di Tampa, palla che rimbalza su Tati, corner per il Bitonto. Renatigna, Tampa alto sulla traversa, il tentativo della brasiliana. Natalia Roso, Coppari, Roso, Tati, partita Dincecco, attenta Mansueto, Tampa, Iosi, palla al piede, Iosi va da Diana Santos, Tampa cerca il suggerimento in verticale su Mansueto, non arriva sul pallone. Coppari, Tampa con l'aiuto di Diana Santos, sbaglia poi la centrale a smistare il pallone in direzione Renatigna e sarà rimessa laterale in favore del Pescara. Natalia Roso, Dincecco, ancora Dincecco, di testa Mansueto, Roso, Rafa Pato, Diana Santos sbaglia, Coppari, e poi ancora Diana Santos il suo l'ultimo tocco, rimessa per il Pescara. Ludovica Coppari, ancora una deviazione,
questa volta di Renatigna, possesso che rimane alle pescaresi. Sbaglia Coppari, riparte il Bitonto con Renatigna, la sterzata, Coppari che va a riprendersi il pallone, Dincecco, mezzo Cerroso, Diana Santos si frappone tra le due giocatrici, palla out, Rafa Pato. Dincecco, brava Diana Santos a rubarle il pallone, poi Renatigna, Mansueto, devia Rafa Pato, sarà corner. Corre veloce questa partita, sono passati già 6 minuti e 30 secondi dall'avvio del secondo tempo. Diana Santos, parità tra le due squadre. Renatigna, palla deviata da Coppari, la rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, Mansueto, Renatigna, Roso sull'ultimo tocco, rimessa laterale, Greco, poi Renatigna. La sfida su Coppari, Mascia c'è, tocca Greco, ancora Mascia, Roso, Dincecco, Rafa Pato, prova ad affondare a sinistra, pallone in mezzo, ci mette il piede a mo' di diga Renatigna. Dall'altra parte il tocco al volo di Diana Santos, palla sulla parte alta della traversa. Tati, Rafa Pato, il lob, Tati, Coppari, Roso, supera Greco, Roso! Natalia Roso torna ancora in vantaggio il Pescara. Gol del Pescara, ha segnato il numero 7 Roso da Roccia. Terzo balzo in avanti delle pescaresi con Natalia Roso, la brasiliana. Assegno anche nella gara dello scorso weekend contro Molfetta nel 4-0, con il quale il Pescara ha battuto al Palarigopiano la formazione pugliese. Nicoletti, Mansueto, e allora torna per la terza volta ad inseguire il Bitonto. Protesta Mansueto, i fischi del pubblico in direzione del direttore di gara, numero 2 Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia. Rimessa laterale in favore del Pescara. Vanelli, Tati, Coppari. Poi Rafa Pato, palla troppo forte di Rafa Pato verso Tati, rimessa laterale Bitonto, Nicoletti, Greco, la finta di Tati, Rafa Pato, Tati, Nicoletti di testa, Greco, Coppari ruba il pallone a Greco, palla dentro, Rafa Pato, palla alta, rischiato grosso il Bitonto con
Rafa Pato che non ha calciato bene questo pallone, aveva spazio, poca pressione, ma non è riuscita a indirizzare bene il pallone. Palla out, ultimo tocco Bitonto, Coppari carica il destro, calcia, palla alta sulla traversa. Metà secondo tempo è andato via. Tampa, Grieco, ancora Tampa, palla allontanata da Tampa, Tati, Vanelli, Rafa Pato, ancora Rafa Pato, prova a girarsi, l'intervento di Tampa, Lucileia è regolare l'intervento, 3 contro 2, superiorità Bitonto, dall'altra parte palla per Nicoletti, ancora Nicoletti, torna a rifugiarsi dietro il Pescara, calcio a Lucileia, la deviazione di Tati che del fallo di mano, Lucileia, corner Bitonto. Palla verso Grieco che carica il destro, tiene il pallone, poi col mancino! Che gol di Grieco! Si era coordinata bene sul primo tiro, è stata brava sulla ribattuta a mantenere la lucidità e a calciare con l'altro piede. Tiro sì, forse centrale, ma anche molto affilato. Quello di Grieco che porta di nuovo il punteggio in parità per la terza volta. Bitonto 3, Pescara 3. E gara che conferma la propria caratura. Abbiamo parlato di una partita che stava diventando a tutti gli effetti una classicissima della Serie A femminile. E che non delude praticamente mai. Va a Tati. Palla dentro, calcia Gabi Vanelli, riparte il Bitonto con Tampa, calcia Tampa! Col mancino tira fuori questo sinistro Tampa, la tiene Mascia, corner Bitonto, aumenta il volume il pubblico del Palapansini, i decibel, intanto Tati e Grieco colloquio con l'arbitro. Probabilmente Tati chiedeva l'ultimo tocco di Grieco, alla fine pallone praticamente buttato fuori da Lucileia, riparte il Pescara, Tati, la sterzata, la controsterzata, calcio ma si incarta il tocco con forse l'interno del piede di Belli. Quasi un mezzo tacco quello di Belli che va vicino al palo, suo ovviamente l'ultimo tocco. Riparte il Bitonto, Lucileia, gara che si riaccende, primi 10 minuti forse non sullo stesso ritmo, sulla stessa intensità del primo tempo, ma gara che sta aumentando nuovamente la propria intensità. Tati, Gabi Vanelli, palla non precisa, possesso che torna al Bitonto, Renatigna, Nicoletti, palla verso Lucileia, anticipata da Gabi Vanelli. Tampa tocca d'Incecco, rimessa ancora per il Bitonto. Renatigna affronta Tati, libera Nicoletti, ha spazio Nicoletti dentro Lucileia, Mascia blocca, poi Nicoletti recupera ancora un ottimo pallone
Susi Nicoletti, il totem del futsal italiano. Renatigna, palla verso Tampa, forse la deviazione di Dincecco. Dovrebbe essere corner per il Bitonto. C'è stata la deviazione di Dincecco sulla conclusione di Tampa, che calciato Tampa dentro. Diana Santos riesce a calciare ma non a indirizzare il pallone verso lo specchio. Palla alta e c'è la rimessa dal fondo per il Pescara. 8 minuti ancora da giocare, 3-3 il punteggio. Dincecco, palla verso Federica Belli, Rafa Pato, Belli sbaglia, Renatigna, Lusileia di prima intenzione, frettolosamente la conclusione di Lusileia, palla che termina fuori. Mascia con le mani vicino da Tati, che va in verticale, da Rafa Pato che da sola prova a cercare il sostegno di qualcuno, allontana il Bitonto. Tampa si tira il pallone indietro per ragionare meglio ma sbaglia poi il rilancio. Tati calcia col mancino e qui il miracolo di Iosi che mette il pallone out. Si è aggiustata il pallone la giocatrice del Pescara. Belli di testa, allontana Diana Santos. Dincecco tiene il pallone basso ma non trova la porta. Iosi con le mani. Tampa, Diana Santos, ancora Iosi, lungo il pallone. Tati alle spalle, sbuca Mansueto. Diana Santos, lo scontro con Rafa Pato, il giallo per Rafa Pato. Le due si erano scontrate in un primo momento, era arrivata sul pallone, era riuscita anche a calciare, poi sul secondo tentativo è stata stesa Diana Santos da Rafa Pato. Calcio di punizione in favore del Bitonto. Renatigna, Diana Santos per questo calcio di punizione. Dialogano le due giocatrici. Renatigna va lei in porta col mancino. Mascia devia quanto basta per spostare il pallone dallo specchio della porta. Renatigna mette giù la sfera, dietro da Iosi. Avanza Iosi, palla verso Tampa, troppo lungo però il suggerimento di Iosi. Tati, Dincecco, Tati, Belli, palla out, non controlla, Federica Belli, Tampa, Renatigna, palla che sfugge. Renatigna, poi Tampa e Diana Santos. Mansueto, ultimo tocco di Mansueto, pallone che esce. Tati, Rafa Pato, Dincecco, Tati,
Coppari, Rafapato, Coppari, poi Mansueto, Renatigna, allunga il pallone, Diana Santos va giù, rimessa laterale per il Bitonto. Tampa, calcia Tampa, Mascia non controlla, Renatigna, Diana Santos, Mansueto, sbaglia il passaggio. Rimessa laterale per il Pescara. Tati, Tampa, Iosi, Renatigna, arriva Tati che le sradica il pallone dai piedi. Diana Santos, Renatigna, Tati, ancora Tati, calcia Tati, Iosi tiene il pallone lì, palla lunga, Renatigna col tacco, al rimorchio, Mansueto, Diana Santos recupera il pallone per il Bitonto, ancora viva l'azione per le leonesse nero-verdi, va a Tampa, palla deviata, calcio di punizione, c'è stato il tocco con le mani di Rafapato. Calcio di punizione, quindi secondo l'interpretazione del direttore di gara, del signor Buonocore di Castellammare, la italo-brasiliana ha colpito con le mani il pallone praticamente fuori dall'area di rigore. Pronta a calciare Diana Santos. 4 minuti e 44 ancora da giocare. Parte Diana Santos sui piedi di Tati. Rimessa per il Bitonto. Tampa, Renatigna. Le sfugge il pallone, rimessa Pescara. Tati, in testa Renatigna, poi Tampa, Renatigna, Diana Santos, si gira, Tampa, calcia, Rafapato, di corsa, Rafapato dall'altra parte, Rafapato, Iosi in uscita, le sbarra la strada. Scuote la testa in panchina Marzuoli. La velocità e la potenza di Rafapato. Iosi. Va da Mansueto, palla troppo lunga per Nicoletta Mansueto. Mascia anticipata, Rafapato da Diana Santos, ancora Diana Santos, Tampa, Renatigna, Diana Santos, Mansueto, Tampa, Renatigna, Mansueto. Non si intende con Renatigna, rimessa laterale per il Pescara. Natalia Roso, Ludovica Coppari, ancora Roso,
Tati, Roso, Coppari. Buono il triangolo, va Coppari in due tempi. Josi, Diana Santos, Renatigna, Mansueto, Tampa, Diana Santos, Renatigna. Si incarta Tampa, poi Rafa Pato di corsa sul lato di sinistra, calcia, arriva Roso che sbaglia. Time out chiamato da Marzoli, ha rischiato davvero grosso il Bitonto, la solita corsa esplosiva di Rafa Pato sulla corsia di destra. Josi non trattiene, Natalia Roso si divora il gol del quarto gol del Pescara, del quarto sorpasso delle abruzzesi. E allora tiriamo un po' il fiato. All'inizio dicevamo di questi due grandi eventi che si terranno qui su questo territorio, il primo organizzato ovviamente dal Bitonto, il primo è il ritiro del Brasile che avverrà proprio qui dall'1 al 6 dicembre, Brasile tra l'altro che ha a disposizione, ha convocato diverse giocatrici del Bitonto, Josi, Diana Santos, Tampa e Lusileia, c'è anche Tati del Pescara, l'ex Tiki-Taka Vanin, saranno qui per preparare Coppa America e Mondiale dell'anno prossimo. Invece dal 18 al 21 dicembre al Palaflorio la Women's Champions League, che quest'anno atterra in Italia, atterra in Puglia, atterra al Palaflorio di Bari. E ovviamente ci sarà anche il Bitonto, due appuntamenti di futsal femminile internazionale proprio qui nel cuore della Puglia. Allora torniamo sul campo, torniamo sul parquet del Palapanzini, perché mancano 2 minuti e 47, ancora in parità il punteggio 3-3 tra Bitonto e Pescara, e ultimi 2 minuti e 45 secondi da vivere intensamente fino alla fine. Palla deviata, e allora il Bitonto entra nella metà campo del Pescara. Rimessa laterale, Renatigna si accentra, va da Tampa, Renatigna, palla allontanata da Roso, riparte il Bitonto di Marzoli, Tampa, Josi si sgancia a destra, Tampa, Josi, Tampa, Josi, ancora Tampa, palla in verticale, Lusileia col tacco. Lo schema ha permesso a Lusileia di liberarsi lì al centro, non è riuscita a trovare lo specchio con il tacco. Lusileia, Roso, Tati, sbaglia Vanelli, Tampa, Diana Santos, Renatigna, Diana Santos, Tampa, Diana Santos, Lusileia, Renatigna, Lusileia, Tampa, Diana Santos, Renatigna, Diana Santos, Lusileia appoggia per Tampa, calcia Tampa su Tati. Ultimi 60 secondi, ultimo giro di lancette per le speranze di Bitonto e Pescara di portare a casa questa partita.
Renatigna, Diana Santos, Iosi, col petto Roso, palla out, ultimo tocco del Bitonto, Tati, palla lunga, Rafa Pato non ci arriva di testa, rimessa laterale per il Bitonto. 3-3 che potremmo assolutamente definire giusto, ecco, per quello che abbiamo visto in campo questa sera. Diana Santos, Lucileia, Diana Santos in due sul pallone, Tati e Vanelli, rimessa laterale per il Bitonto. (32 secondi ancora da giocare). Tampa, Renatigna, calcia in bocca a Mascia, palla lunga di Mascia con le mani, Rafa Pato di testa, palla allungata, sarà corner per il Pescara. 18 secondi. Palla fuori, Gabi Vanelli, calcia Vanelli, palla out, c'è ancora spazio per continuare a sperare, palla verso Lucileia, il pallone è dentro, Lucileia si ferma, Lucileia dentro il pallone, attraversa tutta l'area di rigore e termina oltre la linea laterale. Roso, Tati, ultimo secondo, arriva la sirena, 3-3, finisce in parità la super sfida tra Bitonto e Pescara, una bella gara quella che abbiamo commentato quest'oggi, 3 volte avanti il Pescara, 3 volte il Bitonto è riuscita a riprendere la partita. Le squadre che fanno un passettino in avanti, 11 punti a testa in classifica. Domenica prossima Bitonto impegnato in Basilicata a Salandra contro il CMB, invece Pescara che affronterà la Lazio in casa al Palarigopiano per un'altra sfida importante, un'altra classica del futsal di Serie A. E allora grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è sempre con il grande futsal di Serie A.